Ma benvenuti in questo nuovo video. Io spero che quando vedrete questo video farà più caldo perché veramente la situazione non mi piace, è troppo freddo. Comunque sono qua con tutta l'attrezzatura per le unghie. Devo ricomprare tutta sta roba qua e so già che spenderò almeno un centinaio d'euro. Devo ricomprare tutto, soprattutto questi due prodotti sono vecchi. Non so come facciano ancora a funzionare, sinceramente. E questi qua no, perché queste basi qua le avevo prese forse un anno fa. Sono da cambiare comunque, sono vecchie anche quelle. Ma io voglio tornare alla mia vecchia base, quella con le fibre di vetro, perché quella era fenomenale. Quella resisteva tantissimo. Devo ricomprarmela. Adesso ho messo il top, le ho lasciate molto basiche, cioè senza glitter questa volta perché ho usato la base ceramica light pink però senza glitter. Di solito uso quella ancora più chiara però con i glitter. Invece questa volta sono proprio senza niente. E mi vado un attimo a vedere gli stickers. Vorrei mettere qualcosina, però di primaverile proprio non ho niente. Ho tutti stickers di Natale che poi alla fine non ho neanche messo, autunno, Halloween che non ho neanche messo, qua ancora Natale, non mica tanta roba, è più che altro Natale, Halloween, sì, ho roba con i fiori, tipo questi qua con i fiori, però non, anche questi ho con i fiori, questi qua sono in rilievo, questi qua invece sono normali. Quelli in rilievo sono carini, però poi fanno tutto il rilievo sull'unghia, mi dà fastidio. Però sono molto belli perché hanno i colori pastello e sono molto belli. Mi piacciono molto anche questi, però sono troppo grandi per le mie unghie. E se no i petali un po' colorati, ma le farfalle, volendo, ho questi fiori qua. Volevo fare qualcosa di un po' più primaverile. Ecco qua, fatto, finito, ho messo le farfalline, adesso vabbè, si vedono più o meno. Comunque ho messo le farfalline e quindi mani sistemate, finalmente ho le unghie più corte, mi danno anche meno fastidio quando faccio così, perché sennò mi battono proprio qua, mi faccio un male. Anche usare la tastiera al lavoro per scrivere a computer. Le unghie lunghe sono scomodissime, mi ritrovo a usare le unghie per schiacciare i tasti, bisognerebbe usare i polpastrelli. E invece quando hai le unghie lunghe ti ritrovi a schiacciare tutti i tasti con le unghie. Pepe si è alzato adesso, ha dormito di là nella stanza di là, sul tiragraffi, si è fatto una dormita. Pippo invece è là che dorme nella cuccia sul divano. Eccolo qua, il gattaccio. Tu sei un gattaccio, vero? Sei un gattaccio. Un gattaccio. Un gattaccio. Cosa pensi? Cosa stai pensando? Cosa pensi? Sei comodo? Io non tanto. Cioè, io non tanto. Qua. Sulla cuccia. No, niente. Là, no, 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 mammina, io lì non ci sto. Comunque c'è un po' di sole adesso. Miracolo, c'è un po' di sole, ma è comunque sempre ventilato qua, ormai sapete che è sempre ventilato. Ormai il vento fa parte di queste zone. Una volta non c'era così tanto vento durante l'anno. È strano vedere l'erba tagliata. Sì, fa davvero strano vederla. Cioè c'è proprio un taglio netto, è così strano. Questo è il tempo di adesso. Sole là sopra e qua tutto nuvoloso. E vabbè, questo è il tempo. Pepe, dov'è il riflesso? Tu hai visto il riflesso, vero? Vieni dentro. Andiamo? No, si sta anche bene col sole, devo dire. È piacevole. È quel tiepido molto piacevole. Vieni dentro. Devo cercare su Shein un'altra fodera fatta così che è impermeabile, perché per quella sedia non ce l'ho marrone. Ne avevo trovata solo una, solo che questa si è anche rovinata e si è scolorita tutta. Non resistono tanto, anche perché sta fuori tutto l'anno, quindi si rovinano molto. Vieni, andiamo dentro, dai. Di là all'entrata mi piacerebbe
ditemi un po' voi cosa ne pensate. Mi piacerebbe, a parte mettere una parete dove c'è la fioriera lunga, all'ingresso di casa, di fuori, c'è la fioriera lunga. Io non metto più i fiori, cioè l'anno scorso non li ho messi, quest'anno credo neanche non li metterò. Lì mi piacerebbe mettere una parete in legno, e ce l'abbiamo, sarà tutta da ridipingere, ma insomma ce l'abbiamo la parete in legno, magari con delle fioriere, abbiamo anche le fioriere di quella parete. Mi piacerebbe mettere appunto una cosa del genere, fiori, finti o veri, non importa, penso metterò quelli finti, magari anche dei fiori veri, non lo so. Poi c'è da calcolare con tutte le legne messe, quindi tutte le legne in ordine, i 2 bancali pieni, in mezzo tutta la legna bella in ordine, quindi già è diverso da vedere, perché l'ingresso di là mi sa tanto da casa abbandonata, non mi piace per niente. In effetti è molto spoglio, non dice niente come ingresso di casa, e quindi una parete con le fioriere mi piacerebbe moltissimo mettere un tavolino con delle sedie. Stavo pensando di metterne uno sempre in legno come quello che ho qua fuori, che questo è un tavolino con le sedie di Ikea, quindi classico. È che il legno si rovina tantissimo. C'è da dire anche che però di là sole non ne prenderebbe tanto quel legno, quindi non si rovinerebbe così tanto. Qui invece ha praticamente, non dico tutto il giorno sole, però quando batte molto forte e rovina tanto tutto, anche la tovaglia, tutto. Quindi niente, stavo pensando che già l'anno scorso ci avevo pensato, però questa cosa, parete in legno, da vedere se mettere lì dalla fioriera oppure proprio di fianco alla cassetta della posta, quindi in quell'angolo lì ci aiuterebbe a tenere la parete in piedi. Cioè dobbiamo anche capire come fissare bene il tutto, perché comunque quando tira vento, tira molto vento, è molto forte, quindi deve anche stare in piedi poi la parete, non deve essere un pericolo. Comunque stavo pensando a sta cosa, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate. Adesso io avrei tante cose in mente da fare, ma allora qui ho la verdura che è avanzata e penso la terrò per domani per fare un pranzo un po' più, non so se con riso o con pasta e magari dello speck, verdura e speck. Quindi pensavo di fare una cosa del genere per domani. Potrei anche farla adesso, sinceramente, domani ci avrei solo da scaldare, quindi sarebbe quasi da preparare già adesso. Boh, vorrei preparare anche tipo delle torte salate, tortine salate in realtà, perché vorrei metterle in queste vaschette piccoline, monodose, ecco. Vorrei preparare qualcosa di questo tipo. Ho l'erbetta, le erbette congelate, ho delle uova, so che a me le uova fanno male, ma pazienza, magari queste tortine se le mangerà Franz e io cercherò di evitare, forse, perché devo vivere anch'io di qualcosa. Ho pensato di fare una cosa del genere, magari erbette, tonno e un uovo. Un uovo per tutto l'impasto però, di 2 o 3 tortine, perché non vorrei... Mi servirebbe la ricotta che non ho però. Per fare le tortine mi andava bene la ricotta, non ne ho neanche un po'. Quindi no, niente. Faccio niente. Che ora è? Che ora è? Ah, 15:38, quindi dai. Oggi non sapevo cosa fare pomeriggio. Poi Franz è andato via a una certa ora e io mi sono messa a fare le unghie perché ho detto ho le unghie disastrate. Cioè veramente, questa era senza gel perché era saltata via e le altre avevano tutto il gel sollevato sui laterali. E allora ho detto no, non posso stare così perché poi si rovinano, cioè ne soffrono anche le unghie sotto, le unghie naturali. E quindi ho detto tolgo tutto, limo, sistemo tutto e rifaccio tutto. E così sono in ordine e sono anche, cioè, le mani con le unghie fatte sono belle da vedere. C'è poco da fare. Cioè, è tutta un'altra presenza, anche quando stai in mezzo alla gente. Che io ho le mani in ordine, sono in mezzo alla gente, sto bene, perché ho le mani in ordine. E mi è capitato di andare in giro con le unghie non fatte e mi sono sentita un po' a disagio. Ma probabilmente è una cosa mia, perché sono solo delle unghie. Però se hai le unghie in disordine, che magari il gel è fatto ma non è fatto bene oppure sta saltando via,
cioè se hai le unghie naturali e sono belle è un conto, ma se ce le hai lì tutte mezze fatte e mezze no, fa schifo. Vabbè, niente, basta, non chiacchiero più, ciao. Ho deciso di fare il couscous. Adesso sto scaldando l'acqua, ho messo 2 tazze e mezza di acqua e metterò 2 tazze e mezza di couscous e poi lascerò cuocere per assorbimento, come faccio un po' con il basmati alla fine, che anche con il riso faccio così. Alle volte lo faccio anche con la pasta, però la pasta preferisco proprio cuocerla nel vero senso della parola. Secondo me è bollente abbastanza, quindi adesso ci aggiungo le 2 tazze e mezza di couscous. E intanto vado a prendermi il padellone, quello grande, e mi preparo il sugo. Padellone, olio, misto per soffritto, perché dà un po' di gusto in più. Sticks di speck, ne metto solo una confezione. Ci aggiungo gli sticks. Adesso passo alle verdure. Adesso faccio andare un po' così, girando di tanto in tanto, in modo che anche le verdure prendano un po' di gusto di soffritto e di speck. E poi ci metto un po' di acqua però, in modo che le verdure cuociano ancora un po', perché le avevo lasciate un po' indietro come cottura. Acqua ce n'è ben poca. Ho tagliuzzato un po' i pezzi più grandi di cavolfiore e di broccoli, perché erano veramente troppo grandi. Adesso ci vado ad aggiungere, non metto la soia ma metto questa, la teriyaki, e mi sa che la finisco anche perché tanto ce n'è ben poca. Oddio, forse troppa. Vabbè, non importa, io ho messo la teriyaki. Di solito metto la soia, ma siccome ho questa aperta non vado a aprire anche la salsa di soia, cioè finisco quello che ho. Tanto nella teriyaki c'è la soia, per cui va bene così. Faccio andare un po' con questa salsa perché si caramellizza un pochino la verdura, però devo alzare un po' il gas perché sennò... Ciao. Boh. E nel frattempo ci aggiungo anche un po' di spezie, però io uso sempre questo, pepe rosa e limone, immancabile, cioè questa è proprio la roba che c'è in tutti i piatti, tutte le preparazioni che faccio, c'è questo. Metto anche questo, che però è quasi finito purtroppo. Questa è la mia, io lo adoro sto coso qua, ma devo aspettare che riesca al Lidl perché faccio scorta. Non pensavo mi piacesse così tanto e invece mi piace un casino. E questo mix non contiene sale e neanche questo qua, sono senza sale, sono solo spezie varie senza sale. Però tante volte bastano anche solo le spezie, non serve neanche il sale. E secondo me qua ci siamo. Questo è il mio condimento per il couscous. Il couscous che avanza chiaramente lo vado a mettere da parte in un contenitore ermetico in frigo, che comunque dura qualche giorno. Quindi ho una base di couscous già pronta da condire con qualcosa, e per fare un piatto veloce si può semplicemente anche solo condire con del tonno, una scatoletta di tonno, e magari mangiare qualche verdura insieme a fianco. E il couscous con le verdure e lo speck è pronto, e adesso lo assaggio, anche se è ora di merenda, non importa.
molto buono, me lo mangerei tutto. Tutto forse no, ma per me questo è proprio, è un gusto che mi piace. Però la teriyaki non mi soddisfa quanto la salsa di soia. Beh, buono. Anche come sapidità è perfetto, almeno per i miei gusti. Poi magari Francia mi dirà manca sale. Buono. Adesso basta, adesso lo divido nelle ciotoline, metto qua, che così per domani a pranzo noi abbiamo già tutto a posto, e probabilmente ne avanzerà anche per il giorno dopo,